Ragotto, la figa, è come l'acqua, prima ti disseta e poi ti annega. Guarda l'aereo. Fioi, vi rubo un attimo che spero possiate ascoltare tutti. Questo sarà l'ultimo episodio di questa serie Vita da fotografo e sinceramente non so se la riprenderò il prossimo anno, vedremo. Ho letto tutti i vostri commenti e vi ringrazio infinitamente. Ho davvero una community meravigliosa. Come avrete potuto vedere vi ho ascoltati e ho portato a termine questa serie montando tutti gli episodi che avevo registrato. E anche se ormai sapete che dei numeri non mi è mai importato molto, non posso far finta di nulla e mi tocca dare un'occhiata anche a YouTube, che ormai si sta trasformando in TikTok per ragazzini. Ma io non mollo. In futuro continuerò a portarvi contenuti più specifici di me sopra una bicicletta con le avventure che mi capiterà di fare e finché le ginocchia reggeranno, pure sullo snowboard. Speriamo bene. Questa serie è stata molto complessa da realizzare per via dei permessi e della logistica in generale. Essere concentrato nel mio lavoro come farebbe un qualsiasi professionista e pensare anche di registrare dei contenuti backstage, vi assicuro che non è stato affatto facile. Ho provato a realizzarla anche per me stesso e a chi è piaciuta mando un grandissimo abbraccio. Grazie. Ora mi prendo un piccolo periodo per me, ne ho davvero bisogno. Spero che questo ultimo episodio vi piaccia e ci vediamo presto. Guardate il video fino alla fine per vedere le foto realizzate. Grazie, Fioi. What's up, Sigur Rós? Non so se fosse di qua. Mi trovo in Islanda, sono le 22:23, il sole è ancora altissimo e vado un secondo a letto. Anche perché ora sono le 4:34 e inizia il primo giorno di shooting. Carico a molla, non c'è nessuno. Ah, c'è Alessandro però. Allora. E ricominciamo con la classica posizione di chi probabilmente volerà fuori dalla macchina anche in Islanda. E là! Che posticino però. E rieccoci qua, aspettalo. Ancora un po' meno. Eccolo là. Perfetto. Ce l'abbiamo. Veloce e indolore. Belli i laghi qua di Cancano a Livigno. Bello è bello però. Ma contestualizziamo il tutto un secondo. Cosa ci faccio in Islanda? Oltre che a mangiare una banana a colazione, mi piacciono di più le pesche. Questa era sottile. E se vuoi la spegni. Sono qui ancora per Pinarello, ovviamente, e per fotografare la Greville F. Questo è Alessandro. Sì, ciao. Quello è Luigi. Mario. Mario non c'è. E io sono quello che sopporta tutti e due. Allora, magari è da noleggiare una Jeep in Islanda, non so perché. Ma quel cartello lì, Cosa diceva? Non l'ho mica visto io. off-road drag legal. Perfetto. Forse c'era una I e una L davanti, ma beh, qui non bruttissimo. Bella la Scozia, no? Eravamo in Irlanda. Guarda l'Italia, due che lavorano, uno che fa pipì e uno che documenta. Dov'è Maccari? Il cavallo, quello forte. Volete una mano? Off-road is... È diventato legal. Mi raccomando, parti e non sgasare, Ma come? È milanese lì. Go go go. Ok, perfetto. Un po' di più. Aspettalo. Vai Luigi un po'. Eccolo là. È un casino fare foto in gravel. Secondo me si rompe quello. Almeno uno dei due che sa andare in bici va. Guarda che modelli che mi tocca avere. Vai! Qualche cartolina. Bella, mandiamo la nonna. Queste sono le foto che non usate mai, lo sapete. Io voglio quella Jeep a casa comunque. Perfetto. Proviamo una discesa. Ottimo! Sai cosa? C'è un po' di temporale, cacchio, no? Questo è il mio classico. Sono un po' preoccupato perché continua ad arrivare sti tuoni di temporale, no? Se io metto queste ruote nella Golf, posso andare ovunque. Cambio location al volo. E adesso gli faccio fare delle ripetute qua avanti e indietro, senza che lui ancora lo sappia. Mi fai 2 passaggi ma a fuoco. Sta cambiando il tempo più che altro. Perché? A fuoco, a fuoco, a fuoco, a fuoco, a fuoco, a fuoco. E anche il ritorno. No, non hai mica fatto fatica, ti ho fatto fare 2 passaggi. Vuoi provare? No, non ho le scarpe adatte. Cioè guardate dove vi porto. Io so che adesso vado là e esplode tutto. Bestia. No, persone alte stanno male in bici. No, non guardare me. Devi prendere velocità, non guardare in basso. Bravo, bravo io. Vediamo se ha capito. C'è una puzza qui. Ah, lo zolfo, che buon. Bravo. Voglio vedere una cosa. Merda. Ennesimo cambio di location. E ora un camera car comodo, da seduto. Gigi, partiamo da qua.
L'ho filmato, ragazzi. Una roba tipo costante, andando in là, allegro. Andiamo, eccolo là. Vediamo se hai imparato come si va in bici. Occhio, occhio. Ehi là! Non succede mai niente quando registri. Beh dai, neanche male questa prima settimana di shooting. Se passare la mattina, mi sembra 7D. Comunque puoi anche metterlo un altro occhiale, no? Ciao Walter, sempre un piacere. Ora, veloce trasferimento di 2 ore per andare al nord dell'isola. Per fortuna che c'è qualcuno che mi dà una mano con i bagagli. Sacchetto. E dopo 2 orette di macchina, compresa anche una mini location scouting, ho 2 opzioni davanti a me. La prima è buttarmi in queste hot tub subito. La seconda è quella di andare a dormire almeno un'ora, visto che non ho mai dormito stanotte. Ed è qui che si vedono gli uomini e le signorine. Cosa fai, Alessandro? Andiamo a correre mezz'oretta. Sì, proprio. Peccato solo che la birra costi 8,50 € da 0,20, perché altrimenti sarei qui con una birretta fresca. Ah, che ben che sto. Altro che correre, oh. Dai che fra 2 ore si ricomincia. Oh. Ale, si ricomincia con un vento assurdo. Guarda dove ti porto, Alessandro. Ora sì che mi sembra l'Islanda, vicino Padova. È da berretto di lana qua. Ale. Oh, che freddo. Vai Gigi. Dai che adesso c'è anche la luce bella. Bello, bello, un po' di più Luigi. Bello che qua. Ce l'abbiamo ragazzi! Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Andiamo a Berlino, Beppe! Sai se non l'ho messa a fuoco neanche una, che ridere? Come sei che te hai dito? Tired? Ti faccio vedere una cosa, la reaction. No, Roby, ma è bellissima. Formato la camera adesso. La gente che ne sa di shooting li vedi da come si vestono. Islanda, braghetta corta, braghetta corta. Bravi. E io qua col berretto di lana. Perché te si vecchio? Perché non so mona? E siamo passati alle foto romantiche. Yo. Com'è Roby? Bene, sei tu? soddisfatto oggi? Sono soddisfatto dei tuoi pantaloni. Guarda. Guarda che roba. Sai cosa sarebbe figo fare adesso? Una discesa con te, con l'F1. Sì. Giacchetta aperta, un po' bagnato anche, che effetto sudore, Sì. come se stessi facendo un ultra che fai di solito. Sì. A tutta. Sì. Ma le banane dove le hai lasciate? E alle ore 22:11 dichiaro conclusa la prima settimana di shooting. Ah no, passato un giorno, Ale. Davvero? Siamo invecchiati noi. È tipo Interstellar. Oh! Ale, sono le 4:09. In pratica non è uno shooting, è un corso di sopravvivenza. Ma siamo carichi? Oh ma... Ah, abbiamo messo il pantalone lungo stamattina. È un freddo. Qua, pensa su. Guardate dove vi porto. Alle 4:30 di mattina. Buongiorno! Torna a casa tua! Brutto non sei brutto. Un ghiacciaio, se magari se metto on faccio anche 2 foto. Che bello. No, panorama no. Ora vi faccio vedere una cosa abbastanza pazzesca. Quello è un cartello con scritto 2020, il che significa che 5 anni fa il ghiacciaio arrivava qui, mentre ora si è ritirato fino a lì, in soli 5 anni. Più giù ci sono dei cartelli con 1980, 60, 40 e non avete idea di quanto bassi sono. Ah, il complotti. Che merda. Oh beh, vita. Cado fuori. Insomma, foto della bici che sta in piedi da sola. Pazzesco come siete riusciti a farla stare in piedi e non è mai caduta, no, è bella, è bella. Una foto ad Alessandro, ricordo di come ci si deve vestire in ghiacciaio. Vans, jeans, rigorosamente rotto, manicato. Felpa Stoneysa, grazie. Posso andare a casa adesso. Caricate perfette. Ho una domanda che mi assilla da qualche settimana. E per qualche settimana intendo ieri. Ma se dormi 3 ore a notte, come fai a essere concentrato? Non sono mica Mastro Lindo? Oddio, sono stanchissimo. Quello che vedo qua è una cartolina da dopo lo scavallo lì e poi un bel passaggio qua laterale. Va bene. La seconda foto che ti chiederò sarà in discesa senza mani, facendo come le foche. Questa è quella che mi piace di più. Chissà se avrà mai capito. Forse. Dai gasato! Che lento, mamma mia, che lento. Spingi! Vediamo se si ammazza. Questa è la massima velocità che può raggiungere secondo te? Tanto la sega. C'è una luce fighissima adesso perché è ombra dietro e lui illuminato. Vai Ale, vai, vai, vai. Bella, 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 bella. Ce l'abbiamo. Op, 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 op. Come quelli che sono ultimi nel gruppo e non ce la fanno più. Questa lasciamola qua che tanto non serve e cambiamo location. Ovvero andiamo a fare colazione in hotel visto che sono le 6:54. Merda, sì. E invece no. Cambio paesaggio praticamente da là a qua.
Ma sembra un altro posto. Finalmente adesso pedala uno forte, eh? Devo insegnare tutto a sti ragazzi. Come fare le impennate, come fare le schidate. La gioventù. Vediamo se ha capito. Dall'altra parte deve farla. Ti vedo pratico nelle manovre. Dai, va bene così. Cambio location e finalmente guida uno che sa cosa vuol dire guidare sullo sterrato. Eccomi qua. Togliamo i controlli e... Vado! Il jump! Tipo in snowboard! Vai gasato, bike 5! Guarda questi ciclisti che non sanno stare in fila indiana! Oh, lo sapete che potete stare in fila indiana? Impolverati tantissimo. Mancano 3 chilometri. Boccettino, vuoi boccettino lungo? Acqua. Non ho niente, non ho. Vodka tonic. Quella ce l'ho. Ennesimo cambio location, che altro non è che l'altro versante di dove eravamo prima. E vediamo cosa tiro fuori da qua. Beh, l'Islanda, ma Padova, che se lo spris che costa manco. Daghe. Ok. Bella. Sai che tipo mia nipote a 12 anni la inclina di più. Ma quanto belli siamo! Al buio forse. Dai, 7,50. Forse riesco a fare colazione come gli esseri umani normali. Speriamo. Sarebbe bellissimo. E comunque l'Islanda ti fa perdere la cognizione del tempo. Secondo me abbiamo finito. Dai ragazzi! Birra per tutti! Ah no. No, forse è meglio di no. Magari birra no, ma un sonnellino sì. E voilà, e rieccomi tornato nella città più bella del mondo, Los Angeles. Ma alla fine l'Islanda mi ha deluso? Beh, sì, sarà che l'ho vissuta per pochi giorni e in modo lavorativo, sarà perché i posti scelti e adatti a quello che dovevamo fare erano praticamente delle strade in mezzo al nulla, ma alla fine l'ho trovata molto inflazionata e costosissima. Vi basti pensare che una birra piccola costava 8,50 €, un hamburger normalissimo con delle patatine 35 € e nei supermercati non vendono alcol perché altrimenti tutti andrebbero a comprarlo a prezzo ridotto e probabilmente ci sarebbe un tasso di suicidi superiore a quello che c'è già. Bel posto. Non lo so, forse ho visto troppi posti nella mia vita per trovarci qualcosa di così straordinario come spesso sento dire da chi l'ha visitata. O forse devo tornarci e visitarla da turista, magari in inverno con tanto di aurore boreali e cascate ghiacciate. Chi lo sa? Voi ci siete stati? Vi è piaciuta? Fatemelo sapere qui sotto se avete dei consigli. Archivio definitivamente questa serie ringraziando Pinarello per la possibilità datami e vi lascio con le migliori foto che ho scattato in quei pochi giorni in Islanda. Spero vi piacciono. Buona visione! Carne di squalo putrefatta. Squisito. Senti l'ammoniaca che si impadronisce di te.